Tanto secondo errore di Gragiolis, dall'altra parte Milano nuovamente in avanti con Hall, passa per Davis il pallone e si apre subito con il 2-0 per Milano con una schiacciata di Brandon Davis. Difensiva di Milano con Spagnolo e il tiro del giocatore brindisino è sbagliato, lo stesso Spagnolo fuori per Flaccadori alla fine però. Con Lockett che non riesce a trovare il canestro, Luau Cabarò dall'altra parte. Adesso vediamo se si schiera una zona sulla canestro subito e la zona uomo che sia, quello che conta è che Stefano Tonut per Milano. Confusione nell'applicazione degli schemi, intanto esce Baron, si alza da 2 punti il canestro di Billy Baron proprio sulla rimessa allo scadere. Milano chiude sul più 13. Datome deve superare Spagnolo che prova a soffiargli il pallone, gira sul piede perno e la classica giocata di Gigi Datome che però non trova il ferro. Stavolta l'extra possesse per Milano. Il blocco di Ladurner che poi taglia, Forrai va a tirare, trova un bel canestro in un momento importante della partita appoggiandosi al tabellone. Pensa di Toto Forrai, sa che in questo momento, cioè giocatore che in questo momento non ha paura di prendersi nessuna responsabilità. Da 2, 0 su 1, da 3 pasticcia Mitro Long, vediamo se Messina lo tira fuori dalla parte opposta. Il pallone viene toccato da Ladurner dopo il sottomano di Conti. E quelle mani hanno condizionato la qualità del tiro di Milano in maniera importante. Spagnolo tira e trova un canestro pazzesco, grandissime potenzialità. Qui gli è stato toccato il pallone, è riuscito a trovare nuovamente la coordinazione in volo. Non bilanciato di Milano, un tiro sulla sirena dal centro che chiaramente la difesa di Trento legge bene perché in quel caso Cavarò non può che tirare, la difesa può contestare il tiro saltando. Spagnolo per Atkins, serie di blocchi a liberare Lockett che riceve proprio dal compagno di squadra che va a cercare posizione sotto canestro e questa è una gran giocata tra i due. Pronto Bolbiliga a tornare in campo per Milano, Spagnolo l'assist per Atkins. Hall si appoggia a Baron, 6 secondi per trovare il tiro, per cercare il tiro perlomeno, lo cerca, lo trova Baron andando in penetrazione della difesa. Perché è un giocatore capace di ricevere la palla e produrre gioco. Intanto produce uno splendido 1 contro 1 a tagliare in 2 la difesa perché manca 1 minuto alla fine del match. Consegnato per Forrai, Tonut recupera il pallone, va ad appoggiare in sottomano. Quello che forse probabilmente Trento che ha possesso di palla con Flaccadori. Arresta il tiro di Flaccadori che viene stoppato da Davis e poi tira da metà campo. Finisce 7-8, 6-5. Applausi per l'Olimpia Milano.